I dati dimostrano che il sistema veneto delle piccole imprese ha comunque dimostrato resistenza, capacità di resilienza, come si usa dire adesso in questo periodo, perché nonostante le difficoltà, come si diceva, nonostante questi elementi esterni che vanno a impattare sull'attività delle aziende, comunque sono riusciti a riguardare il proprio interno, anche il sistema produttivo, per gestire al meglio i costi e quindi per poter rimanere attivamente nel mercato. Inflazione all'8,5%, aumento del 143% dell'energia elettrica e del 137% del gas naturale. Dopo la crisi del Covid, gli ingredienti per una nuova tempesta economica c'erano tutti, eppure, secondo l'Osservatorio Economia e Territorio della CNA, il sistema delle piccole e medie imprese venete ha retto. Le difficoltà non mancano, ma il quadro generale è meno peggio di quello che ci si aspettava. L'export, poi gli investimenti, anche il PIL stesso ormai è tornato ai livelli pre-pandemia, e mentre per quanto riguarda un fattore importante per l'economia veneta come il turismo, siamo sostanzialmente prossimi a raggiungere il livello del 2019. E le prospettive ci danno a livello macroeconomico un PIL del Veneto che è comunque in crescita nel 2023, dopo un dato tutto sommato positivo nel 2022. Ovviamente questa crescita è sempre in sospeso per gli accadimenti geopolitici. Una delle caratteristiche vincenti del Veneto è probabilmente la cosiddetta flessibilità d'impresa che hanno dimostrato soprattutto le piccole aziende, vale a dire la capacità di adattarsi alle nuove situazioni e adeguare la produzione. Nuove situazioni che non finiscono mai. L'ultima è lo stop dell'Europa alla vendita di auto a benzina e diesel nel 2035. Il Veneto è una parte molto importante della lavorazione dell'automotive, ma anche del campo dei servizi legati a questa filiera. Non capiamo per quale motivo sia fatta questa scelta di non andare dentro a una dinamica di neutralità tecnologica, perché sappiamo che alla testa e alla coda di tutto questo processo noi non governiamo, perché la Cina sicuramente avrà un'azione dominante e da questo punto di vista dobbiamo capire come Europa come ci posizioniamo.